Sappiamo che il petrolio è diminuito sotto i $100 a barile, però come si immaginava sicuramente l'effetto sulle pompe di benzina e sul prezzo finale non è ancora avvenuto. Ci auguriamo che le compagnie intervengano quanto prima. Gli economisti lo chiamano effetto razzo piuma, i prezzi che schizzano come un razzo nel momento di tensione, ma poi scendono molto lentamente. E in effetti la situazione alla pompa nella giornata odierna non era molto diversa da quella registrata nelle ultime 24 ore, nonostante l'agognata tregua di 2 settimane tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, con il diesel che viaggia tra i 2,2 e i 2,3 euro al litro, nelle pompe Eni, dove il prezzo al litro era di poco superiore ai 2 euro, il carburante continua a non essere disponibile. Sono scelte commerciali di alcune compagnie petrolifere. Come diciamo spesso, il prezzo lo gestisce direttamente la compagnia e quindi a seconda delle compagnie e le strategie che utilizzano aumentano o diminuiscono i prezzi e quindi dipende da loro. La cosa che a noi ci stupisce soprattutto è che nel momento in cui c'è stato il decreto sulla diminuzione delle accise era stato chiesto alle compagnie petrolifere di pubblicizzare il prezzo che loro dicono consigliato. Questo non è mai avvenuto. Questo avrebbe permesso anche ai controlli della finanza, che sicuramente sono importanti e quindi vengono anche contestualizzati, avrebbero avuto una visione molto più coerente di quello che sta succedendo sul mercato della benzina. Interessante capire l'origine di questa riduzione di prezzo, continua Convento. Cosa che un po' ci stupisce è il fatto della marginalità che effettivamente c'è su questo prodotto, perché se alcune compagnie riescono a contenere il prezzo e altre non riescono a contenerlo, visto che solitamente sono abbastanza livellati i prezzi, cambia di qualche centesimo barra millesimo, se c'è questa differenza tra una compagnia e l'altra vuol dire che c'è una marginalità abbastanza alta per riuscire anche a contenere i prezzi anche in futuro. Nei prossimi giorni è ragionevole prevedere un calo del costo dei carburanti, ma a preoccupare resta il lungo periodo. La preoccupazione è grande anche perché gli attacchi sono stati fatti in alcune raffinerie dove sicuramente ci vorranno mesi se non anni per portarli di nuovo a regime e il fatto che sia diminuito questo introito del prodotto può creare dei problemi, però io penso che abbiamo delle scorte sufficienti per sopperire e quindi superare il momento, dobbiamo capire fra 2 settimane cosa succede.